3, 2, 1, TG del turismo. Patrizio e Susi News. Non dovevi perché hai svelato l'arcano adesso. Tutti i nostri trucchi di carattere estetico. No, è un modo perché per poter essere tutte e due. Pensare ognuno a casa piano. sua, no? Esatto. Però in realtà siamo qua attaccati. Hai capito? Ecco. Vabbè, vai, smettila. Bene, vai Allora, con la prima notizia sulla Toscana. un'altra notizia dalla Toscana, una terra che è un eterno palcoscenico. E stavolta cosa va in scena? Cosa? Dal 28 agosto al 13 settembre torna all'Isola d'Elba il Festival internazionale Elba, Isola Musicale d'Europa. Bello. Quest'anno è alla sua 30ª edizione, non dico altro, e coinvolge naturalmente tutti i comuni dell'isola. Ed è un festival che unirà musica, naturalmente, però arte ovviamente col territorio. Il territorio, l'Elba è posto Bellissimo. meraviglioso e ci saranno ospitati 70 musicisti che vengono da 24 nazioni diverse e il programma è molto vasto, va dal barocco alla musica da camera Bello. fino al jazz e alla contemporanea. Bello. Allora, naturalmente la musica è la musica, ma il contesto è il territorio, questo paesaggio straordinario. E questi vari luoghi, perché l'Elba è un'isola, ma è come se fossero Sì. tanti posti, tanti Esatto, luoghi, perché no? tanti climi, Sì. in modo a... C'è la com'è montagna, il c'è posto, sì, è tutto, è molto bella l'Elba. Vai Posso avanti. andare? Posso andare? A me questa storia che i 65enni sono gente anziana, a me mi dà fastidio. Anche a me. Ma scusa, voglio dire, ma 65 anni, Quando avevo ma sono 65 anni. bambini, ma scherziamo. Comunque la notizia è interessante, ve la do. Allora, il comune di Genova, per i suoi residenti, solo, Sì, tra però giugno e è una bella settembre- notizia. Vabbè, fra giugno e settembre organizza soggiorni di 7 giorni e 6 notti, poste vacanza come Cavalese, Roccaforte di Mondovì, Falcada, Bellaria, Igea Marina, e Riccione. I pacchetti costano fra i 300 e i 600 euro e quindi tutto compreso, andata, la camera, tutto, no? Il programma si chiama Estate Sicura 2026 e lo scopo è promuovere il benessere naturalmente e l'inclusione sociale. Poi questa gente si conosce, si fidanzano, succedono delle cose meravigliose. Sì, perché a livello ormonale No, uno 75 succedono delle cose. ma vorrei vedere, Ah, no. a 65 anni succedono robe, va bene. E quindi si evita l'isolamento delle persone. Tutto questo è gestito dall'Autogestione Servizi, che è una associazione di volontariato e promozione sociale dal 1980. Con l'Auser. Esatto, che è stata fatta dal sindacato dei pensionati SPI e CGL. Sindacato pensionati Quindi CGL. voglio dire, è un bel Modestamente. esempio, no? È un bel esempio, Sì. magari possiamo fare anche delle cose anche più hard, anche più rock, perché ormai i 65 anni sono Va degli bene, ex rocker, d'accordo. Quindi va bene, dai, facciamo, Sì. non siamo più gli anziani di una volta, dai, cioè, è un'altra cosa, Vabbè, non siamo l'hanno neanche più capita. anziani, non siamo Va più bene. neanche anziani. Oh, una notiziona. Vai. Finalmente ce lo chiede l'Europa. Oh, ce lo chiedi. Sì. Cos'altro ci chiede L'Europa si è l'Europa? accorta, no, mi fa sentire, Eh. l'Europa si è accorta che l'80% dei flussi turistici va a finire in un ristretto 10% di destinazioni. Oh, ma glielo potevamo dire, Ma noi? certo, e Ma allora ha fatto un bel documento. Sì. Il documento si intitola Costruire un turismo sostenibile e competitivo per il futuro. Noi quanti anni è che facciamo? Sì, Italia perfetto, su- no, vabbè, nel documento No, quanti anni è che lo facciamo? è dal 90, Sì, quindi appunto, cioè, va bene, potevamo lascia dirglielo stare, ma tu non noi. sei Ci l'Europa. sono arrivati, va bene, Sì, vai. no, nel documento ci sono delle cose naturalmente Sì, sacrosante, gestire i sacrosante, flussi, sì. valorizzare i posti meno frequentati, vivere la sostenibilità, l'accessibilità. Naturalmente c'è scritto anche che bisogna usare l'intelligenza artificiale, quello vedremo. Ma in concreto, in effetti, ha fatto un regolamento, il 2024-1028.
sugli affitti brevi. Finalmente! No, finalmente no, perché cosa c'è scritto? C'è scritto che naturalmente serve un monitoraggio, Airbnb, Booking, devono trasmettere mensilmente i dati delle locazioni ai vari ministeri. Sì. Questo è importante, il monitoraggio. Però non mette nessun paletto, non mette nessuna limitazione, va bene così, basta monitorare. No. Ma qual è il problema? Che però in questo modo aggiunge praticamente della burocrazia. Della burocrazia. Per cui la signora Pina, che ha la cameretta da affittare, che sarebbe il vero spirito del B&B, fa fatica. No, non lo fa perché è casino, certo. adesso deve fare il picchettino. Oh mamma mia, Mentre mia. invece le piattaforme vanno dritte e quindi non se ne può Vorrei più. dire una cosa, ma non la dico. I centri storici naturalmente sono pieni di B&B, non trovi più casa. Non la dico. Non dirla. Dine un'altra che questa ti piace, vai. Miti, leggende, storie del Mediterraneo antico. Fino al 18 ottobre c'è una grande mostra al Parco Archeologico del Colosseo di Roma. Ecco, la mostra si chiama Troia e Roma, miti, leggende, storie del Mediterraneo antico. È nata da una collaborazione tra Italia e Turchia, naturalmente, che porta un sacco di reperti nuovi per il pubblico italiano. C'è una replica spettacolare del cavallo di Troia, chissà se è quello che ho visto a Troia. Si parla di Ilio e del viaggio di Enea fino alle coste nostre, perché appunto Enea con il mito di Romolo e Remo naturalmente c'entra con Troia, perché lui se ne va da là e dove va? A Roma, e fonda Roma. Ma come mai? Perché c'è un collegamento fra questi luoghi e io l'ho raccontato nei Popoli del Mare, che trovate su YouTube, su Per Caso TV, trovate su Amazon Prime, trovate su tutte le piattaforme e naturalmente lo potete vedere. E adesso vi faccio vedere Troia. Così imparate. Il cavallo di Troia, l'inganno attraverso il quale gli Achei vinsero Ilio, Troia. Ma questa è una storia molto recente alla fine, ed è da Troia che comincia questo viaggio sulle rotte dei Popoli del Mare. Mi accompagnano in questa avventura Aykan Begendi, un amico turco esperto di linguaggi dei tappeti antichi, Vidmel Berni, che ha scritto un libro proprio sull'origine dei popoli del mare. E con noi c'è anche Mustafa Askin, che è la guida ufficiale del sito di Troia e mi mostra il suo libro. A me interessa tutto chiaramente di Troia, ma c'è un particolare che mi ha particolarmente colpito. I gioielli stupendi, bellissimi, che trovò Schliemann nella tomba e che mise alla moglie per fare questa foto. E quelle che sono le decorazioni tradizionali delle donne dell'Asia. Già, perché in spirito un'altra guida che ci accompagna è Heinrich Schliemann, lo scopritore di Troia, che però si sbagliò e attribuì la prima Troia a quella omerica. Esistono 9 città sopra un altro. A Troia non c'è una città, c'è una unica Troia, ma ci sono 9 città una sopra l'altra. La prima è del 3000 avanti Cristo. E l'ultimo periodo romani finisce 500 avanti Cristo. Ma qual è la città di Priamo? La Troia omerica raccontata nell'Iliade. I tedeschi pensano che sia la sesta Troia, la Troia di Priamo. Gli americani, così in contrasto, no? Certamente ci vuole, pensano che sia la settima. In che periodo viene distrutta? 1250, guerra di Troia. Che corrisponde alla data dell'arrivo di questi famosi popoli del mare, oltretutto. Siamo attorno allo stesso periodo, no? Lo stesso periodo. Sì. Questa è la Troia omerica distrutta dagli Achei. Qui davanti Achille combatté contro Ettore uccidendolo. E sempre qui Odisseo attuò l'inganno del cavallo, che non potendo passare per la porta, E la porta qui. costrinse i troiani ad abbattere le loro mura. Questa è Troia 6 e queste sono le porte Scee. E sono ben poca cosa rispetto a quello che immaginavamo. Siamo tutti un po' delusi. Insomma, qua dovrebbero esserci le porte Scee, ma in realtà non c'è nessuna porta. Possibile che non ci sia una porta monumentale che dia accesso alla città? Ma una porta monumentale c'è, ed è questa. Questa porta monumentale, questa entrata monumentale
non appartiene, come credeva Schliemann, alla Troia del 1200, alla Troia della guerra di Troia, ma invece appartiene a un'epoca precedente, alla Troia di fondazione in qualche modo, alla Troia 2 del 2005 a.C. E quindi chi fondò questa città nel 2005 a.C. sono popolazioni pelargiche. Senti, velocemente che abbiamo fatto tardi. Sì. Allora, è uscito un libro che io voglio però assolutamente leggere. Il turismo non è destino. È edito da Franco Angeli e l'ha scritto Raffaele Rio, che è un ricercatore, un economista, un giornalista. Allora, la domanda che si pone è: ma il turista fa sempre bene ai territori? No. Il turismo? Naturalmente parla di overtourism, centri storici, boom degli affitti brevi e parla anche delle infiltrazioni mafiose Ecco. nell'economia del turismo e dell'accoglienza. Ecco. Quindi è estremamente Visto che importante, è un esatto. libro che mi sento di Consigliare. di consigliarvi. E assolutamente. appunto lo dovrebbero leggere quelli dell'Europa. Senti, Vabbè, allora chiudiamo. Sì. Ci sono un sacco di cose che poi vi vogliamo dire che servirebbero a voi per le vacanze, per i vostri viaggi italiani e all'estero. Potete andare su Italia Slow Tour e trovate tutto. un sacco di offerte, come dire, no? di aiuti. Vuoi elencarli oppure le abbiamo già Ma no, elencate? andate, abbiamo fatto tardi. non Dai, possiamo andate chiudere. su Italia Slow Sì. Tour e trovate tutto. Oh, a proposito, dobbiamo salutarci perché ad agosto andiamo via anche noi. A ecco. Sorbole? O meglio, io sto a casa, ma va via lei. A quindi- Sorbole, certo. Dov'è che vai? Dov'è che vai tu? Ah, Dov'è che vai? vado in camper. Ecco. Vado in camper in giro per l'Italia. Va bene. Io invece rimango a Venezia e guardo il canale, guardo passare le barche e così E leggi me il ne passo text via. filler, E lo leggo so. tutti. Va bene, Va ciao. bene. Ciao, alla prossima, ci si rivede naturalmente a settembre.